Il Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Sora ha organizzato una manifestazione all'interno della Chiesa Santa Restituta in memoria del sindaco pescatore Angelo Vassallo ed in collaborazione con l'associazione omonima composta dai fratelli Dario e Massimo. L'evento vuole ricordare la storia di un eroe cittadino, sindaco di Pollica in provincia di Salerno, ucciso il 5 settembre del 2010 con 7 colpi di pistola sparati a bruciapelo. Un uomo che ha sacrificato con la sua vita l'impegno di amministratore per difendere e migliorare la sua terra e le sue persone. È un evento importante per ciò che rappresenta. Noi siamo convinti che i valori, quelli più importanti come la legalità e la giustizia, si insegnano non soltanto sui banchi di scuola, ma partendo proprio dall'analisi e dal racconto anche della vita di personaggi importanti che hanno dato la loro vita per il nostro paese, per affermare appunto il valore della legalità e della giustizia. Oggi ricordiamo Angelo Vassallo, ma la storia italiana è piena di esempi di persone che hanno dato la vita per il nostro paese, per l'affermazione di questi principi, come il magistrato Falcone piuttosto che Borsellino. Quindi un evento in memoria di Angelo Vassallo per ciò che ha rappresentato nel passato, per la sua lotta contro le ingiustizie, la mafia, l'affermazione del rispetto dell'ambiente, che hanno un'importanza fondamentale ancora oggi. Non ci sono più le bombe, non ci sono più le stragi, ma sicuramente abbiamo ancora molto da lavorare, insomma, per continuare a far rispettare la giustizia, le norme in Italia, e quindi a loro veramente, ai miei ragazzi, ai miei studenti, va il merito di aver organizzato questo evento. Un grande merito agli studenti della classe quinto C, che hanno comunque saputo contaminare tutto l'istituto, con la speranza che possa essere una giornata che lasci un segno nella loro vita. L'incontro è stato organizzato e voluto dagli studenti della classe quinta C per concludere un percorso dedicato alla legalità intrapreso da diversi anni. Per l'occasione è stato consegnato un murales dedicato al sindaco pescatore ai fratelli membri della fondazione. Oggi il nostro istituto ha deciso di organizzare una manifestazione in memoria di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore. È un percorso che abbiamo iniziato nella primavera del 2024 e che si concluderà qui oggi assieme ai fratelli del personaggio che stiamo ricordando. La chiesa di Santa Restituta è stata adibita per questa conferenza, in cui è stato portato il murales realizzato dai ragazzi della nostra scuola assieme a un pannello che verrà lasciato alla fondazione. Angelo Vassallo è stato una figura straordinaria sia come sindaco che come persona. Innanzitutto viene ricordato per essere stato un pescatore proprio per la sua semplicità nell'affrontare le problematiche quotidiane e per il suo pragmatismo. Ha portato avanti le sue battaglie di lotta per l'ambiente e per la legalità, e proprio per questo in una serata di ormai 15 anni fa è stato deciso essere un personaggio troppo scomodo per essere tenuto al suo posto. Ospiti dell'evento Dario e Massimo Vassallo, per ricordare l'importante impronta lasciata dal fratello, perché oggi il comune di Pollica è il motore strategico di una zona che ha nel territorio il suo orizzonte economico. Angelo non c'è più, ma tutto continua secondo la sua impostazione. È importante essere qui nuovamente proprio per raccontare una storia diversa. Ci siamo visti, mi sembra, 2 anni fa, adesso le cose sono cambiate, ci sono degli indagati, degli accusati. Vediamo di raccontare ai ragazzi la difficoltà per arrivare alla verità e dare dignità a un uomo che merita rispetto e soprattutto merita che gli assassini vengano consegnati alle patrie galere. L'umiltà nel gestire la cosa pubblica, l'umiltà di essere un sindaco francescano. Ecco, è bello che oggi questo incontro si tiene in una struttura religiosa così importante, e quindi il sindaco di tutti, il sindaco che possa aiutare
la gente, non un sindaco che faccia parte di lobby solo per poche persone, ma che la ricchezza che tutti quanti noi abbiamo venga distribuita per la gente. Sì, un fratello indimenticabile per il quale questi anni abbiamo lottato per arrivare all'individuazione degli eventuali responsabili. Oggi ci sono un po' di persone che dormono in cella, quindi nella speranza che l'indagine eseguita dalla Procura di Salerno e dal Procuratore Borrelli sia quella giusta e ci porti poi ad una sentenza definitiva con un po' di anni di carcere per coloro che sono stati responsabili dell'uccisione di un fratello. Questi ragazzi abbiamo avuto modo di conoscerli anche in altre occasioni, sono dei ragazzi fantastici, sono dei ragazzi che hanno una sensibilità unica grazie anche al corpo docente, perché poi si diventa bravi se si ha dei bravi professori, dei bravi genitori, e fondamentalmente hanno fatto una cosa grandissima. Di solito io e Dario non andiamo mai in nessun evento insieme e oggi è l'occasione per stare insieme perché meritano la nostra presenza. In rappresentanza dell'amministrazione comunale di Sora, la consigliera con delega all'istruzione Francesca Di Vito. Un momento di riflessione per tutti i nostri ragazzi che ringrazio la dirigente scolastica dell'Istituto Liceo Scientifico Leonardo da Vinci e degli 800 ragazzi che si sono messi in gioco per realizzare un progetto importante, un progetto che aiuta la loro crescita, perché è un progetto che ci fa riflettere contro l'illegalità, combattere l'illegalità. Momenti importanti che ci ha donato la vicenda del sindaco pescatore Angelo Vassallo, una vicenda che ci colpisce anche da vicino come amministrazione, perché noi lottiamo tanto per la nostra comunità, quindi è qui che si vede l'unione, la forza tra le associazioni, tra l'ente, la scuola, le forze dell'ordine, per far sì che i nostri ragazzi collaborino e vivano in una città sicura, una città dove noi lavoriamo per la giustizia, quindi per far sì per una Sora bella, una città bella, ma soprattutto una città sicura.